Eccoci a Venezia, seconda giornata per About Women. Questa mattina tanti appuntamenti e tante interviste, ma oggi sono molto contenta di avere qui insieme a me Nicole, perché Nicole è una vicentina, amiamo entrambe la nostra Vicenza, ma Nicole è un'imprenditrice. Nicole, nikilove.com, il suo blog, il suo sito. Lei diventa una mamma blogger molto molto famosa, molto affermata, ma come in tutte le professioni, per arrivare dove è arrivata, ha dovuto fare tanti sacrifici e anche scontrarsi a volte con degli ostacoli. Però non ha mai mollato, ce l'ha fatta, ha tenuto duro e ha scritto diversi libri, tra cui affrontando diciamo dei temi anche molto difficili, tra cui appunto la paura, il bullismo, il tema della violenza di genere, la violenza sui bambini in particolare, e quindi attraverso i suoi libri ha diciamo comunicato ed è riuscita ad avere appunto un pubblico molto vasto. Com'è stata questa esperienza e come ce la vuoi raccontare? Beh, allora, il libro nasce per una passione, spiegavo prima ad Alessandra, che ringrazio per avermi voluta con lei, per una mia passione per la scrittura. Poi volevo comunque anche, sì, comunicare dei messaggi. Parlo dell'attacco di panico nel primo libro perché l'ho sofferto e volevo anche comunque mandare il messaggio che se io ero riuscita a superare quel periodo, lo poteva fare chiunque, in maniera Certo. ovviamente, sì, bisogna farsi aiutare da uno specialista, ma lo si può fare. Il mio blog nasce quasi per la stessa identica, sì, motivazione. Io mi trovo in un paesino che ho dovuto andare, praticamente mi sono allontanata dai miei genitori perché il mio compagno viveva fuori città e io mi sono trovata da sola, quindi ho detto qui io sono una mamma lasciata da sola, inizio a scrivere, fondo il mio blog per comunicare con le altre mamme. Questa è la motivazione numero uno perché nasce il Iniziale. mio blog. E, all'inizio è stato difficile perché era un po' poco credibile in realtà, no? E in quel periodo stavano esplodendo le fashion blogger e noi mamme eravamo un po' viste come quelle da... Sì, la Non mamma eravamo di moda. assolutamente, era tutto tranne che con la mamma in quel periodo e quindi ho fatto come, non lo so, io lo descrivo come facciamo i nostri nonni, no? Con la mia 24 ore ho iniziato a bussare alle aziende e cercare di capire se c'era qualcuno che credeva nei miei progetti e piano piano ci sono riuscita. E quindi hai avuto, diciamo, la fortuna, ma anche la determinazione di andare a ricercare alcuni grandi marchi, alcune grandi aziende che poi hanno creduto nel tuo progetto, perché tu sei stata, diciamo, una delle prime a credere nel ruolo della mamma che però non rinuncia alla propria carriera. Noi durante appunto le sessioni di discussione di About Women cerchiamo proprio di valorizzare il concetto dell'empowerment femminile, cioè della capacità delle donne di raggiungere e della volontà delle donne di raggiungere alcune posizioni chiave nella società, di ruoli di responsabilità, di ruoli anche di potere, e il potere della comunicazione oggi è fondamentale. Noi se siamo qui e Nicole è qui con me è perché anche la politica deve sfruttare, tra virgolette, nella migliore accezione possibile, il ruolo di queste donne che riescono a raggiungere un pubblico che noi non riusciamo e non riusciremo mai a farlo. Invece dobbiamo creare delle alleanze affinché anche la politica possa capire meglio la società e possa così anche disciplinare e legiferare nell'interesse dei cittadini. Io ho voluto averti qui a Venezia perché penso che il Festival del Cinema sia una grande opportunità. Qual è il messaggio che vuoi lanciare alle giovani donne che appunto conciliano, facendo molta fatica, il lavoro, la professione con il ruolo di mamme? Allora, intanto per me è importante capire che cosa vuoi fare nella vita, perché dare un messaggio di prova di tutto per me è errato, perché non è vero che ci si può buttare, ognuno di noi ha un talento, bisogna capire che talento si ha e dal momento che lo si è capito, lottare per far diventare quel talento una possibile passione e perché no poi un lavoro. Per me questo è importante, essere determinati e avere la forza anche di lasciare, di trovare, di avere di fronte chi poi ride di te, però se si ha la determinazione di quello che si è, poi si può andare avanti. Quindi io
Questo è il mio messaggio, capire chi è e chi sei per poi farlo diventare. E quindi continuare a credere nei propri sogni, farli diventare realtà e stringere delle alleanze anche tra donne affinché questi sogni appunto possano poi concretizzarsi. Grazie mille Nicole, Grazie ci vediamo l'anno prossimo e Venezia About Women ti accoglieranno sempre con grandissimo piacere. Grazie mille.